lei ha deciso di ricandidarsi, il suo impegno è andato verso l'UDC di Cesa che, ricordiamo, si è diviso dalla corrente centrista di Casini e di D'Alia, quindi appoggiate Nello Musumeci. Tra l'altro con Nello Musumeci c'è anche una certa comunanza nell'attività che avete fatto, perché lei è stata vicepresidente della commissione antimafia, Nello Musumeci è presidente della commissione antimafia, quindi questa ha maturato lei questa decisione. Ecco, parliamo di questo aspetto anche politico della sua candidatura, della sua permanenza all'Ars. Io la ringrazio di questa domanda che mi consente di fare chiarezza. Innanzitutto Galeotto è stata la commissione antimafia, nel senso che l'onorevole presidente Musumeci, presidente della commissione antimafia all'Assemblea regionale, è una persona molto schiva, quindi averlo conosciuto in aula per 5 anni, sempre presente, ha fatto una giusta e sana opposizione a mio modo di vedere, mi permetteva di osservare soltanto un collega deputato. Ovviamente da quando 2 anni e mezzo fa sono entrata in commissione antimafia e poi ho avuto l'incarico di vicepresidente, è ovvio che lavorare gomito a gomito mi ha permesso di vederne poi anche le modalità di amministratore di quella commissione, di politico, di presidente di quella commissione. E questo è stato una chance in più che mi ha dato l'opportunità di vedere proprio com'è e di entrare in maggiore confidenza con lui. Io sono stata 5 anni fa nella lista dell'UDC, ho avuto questa opportunità come prima dei non eletti perché l'onorevole Firetto era nel listino, quindi andando a vincere il presidente Crocetta è scattato il listino e io sono stata immediatamente cooptata come prima dei non eletti. E questa è stata per me una grande opportunità. 3 anni fa circa, 2 anni e mezzo, 3 anni fa, comincia una scissione all'interno dell'UDC tra i vertici nazionali, e mi riferisco al presidente D'Alia e al presidente Casini da un lato e all'onorevole Cesa dall'altro lato. Noi come gruppo parlamentare all'Assemblea regionale eravamo circa 8-9 deputati e abbiamo, per una serie di situazioni locali legate anche alla maggiore presenza dell'onorevole D'Alia, alla confidenza con lui, al presidente dell'Assemblea regionale onorevole Ardizzone, optato per mantenere una posizione centrista e di restare con D'Alia, anche perché si aprivano anche delle trattative e delle opportunità di convogliare in un centro più grande questo Partito Popolare che ancora non vede la nascita, diciamo, la luce, con l'allora NCD. Questa sembrava una prospettiva allettante che poteva dare in qualche maniera respiro ad un'area di centro. Quando però cominciò a presentarsi la possibilità che l'onorevole Musumeci si candidasse a presidente di questa regione, io da subito ho detto al mio gruppo centristi per l'Europa: guardate che io direi di cominciare a parlare con Musumeci, perché non andiamo verso Musumeci?